Punto d'oro che ci permette di continuare a volare e non atterrare sulla terra, perché i ragazzi hanno fatto ancora una volta una partita di carattere, di qualità, sono stati incommiabili in tutto quello che hanno fatto. Forse in alcuni frangenti potevamo fare qualcosa di più, però visto la forza dell'avversario, e qui voglio fare i complimenti alla Bagheria Calcio come società, come tecnico e come direttore, perché hanno messo su una grandissima squadra alla quale auguro di andare in eccellenza anche loro. Naturalmente a questo punto dopo di noi, in altre vesti, però glielo auguro perché è una società che ha una grande storia e merita sempre ragazze diverse. I miei ragazzi hanno fatto ancora una volta una partita superlativa, lottando fino alla fine, e oggi il motto credo che sia quello più giusto: non moriamo mai. I ragazzi si allenano a 1.800 alla settimana e questo è il risultato. È un Montelepre che si allena con la consapevolezza di avere un gruppo che nell'arco dei mesi è cresciuto partita dopo partita, allenamento dopo allenamento. È un Montelepre che ha comunque in organico tanta qualità, e questo un plauso va fatto alla società e a Piero Gatto, perché mi hanno messo in condizione di allenare un gruppo importante. È un Montelepre che sta volando ad ali spiegate e viviamo partita dopo partita, questa è la nostra forza. E oggi dicevo ai ragazzi che se oggi hanno la possibilità di vivere una giornata come questa, così importante, contro una società blasonata, importante, con una grande storia come il Bagheria, e ci stiamo lottando un primato, è solo grazie ai sacrifici, a tutto quello che hanno fatto da quando è iniziato, e quindi è merito loro. E quindi io ho detto di viversi e di godersi questa giornata, perché sembra strano, ma non tutti i calciatori o non tutti gli allenatori nell'arco della propria carriera possono vivere queste giornate. Molto spesso fai una carriera sempre nell'anonimato, dove lotti per metà classifica senza nessun tipo di ambizioni. Invece questi ragazzi quest'anno hanno costruito una stagione che rimarrà secondo me indelebile nei loro cuori per sempre, perché hanno creato un gruppo importante, un gruppo di amici, e questo è il risultato. Ripeto, mi auguro di continuare a volare, ma personalmente ho già la testa domenica all'Aspra, perché è una squadra fortissima, imbottita di grandissimi calciatori, da un ottimo allenatore quale Pagano, e quindi la mia testa è già domenica. È un grandissimo risultato. Lo voglio dedicare a mia moglie, che domani compleanno, e sono le persone più care che rimangono sempre chiusi a casa quando noi viviamo il nostro sogno, il nostro sport a 360 gradi. È stato un gol diciamo sperato, ci ho creduto tanto da tanto tempo che spero di mettere insieme questa rete. Mi è capitata l'occasione giusta, sono riuscito a prendere il tempo all'avversario, infilarmi e riuscire a mettere questa palla importantissima. Si cerca sempre di dare il massimo sia per la squadra sia per una crescita personale, e l'obiettivo è quello di migliorarsi giorno dopo giorno, non fermarsi mai, competere questo campionato nel miglior modo possibile. È una partita che aspettavamo da tanto, l'abbiamo preparata bene e penso che l'abbiamo affrontato al massimo, preparandola al meglio già dalla settimana. Per ogni partita diventa decisiva per questa corsa al titolo, perché sappiamo che dietro di noi ci sono squadre che non si nascondono e vogliono raggiungere la vetta come lo vogliamo anche noi. Adesso speriamo di continuare questa striscia e dare sempre il massimo partita dopo partita e dare sempre più spettacolo, mettendo in gioco il nostro stile di gioco. E spero sempre di dare una mano ai miei compagni per portare sempre a casa il miglior risultato possibile. Era un grandissimo giocatore, io personalmente non ci avevo mai giocato, però è un giocatore che comunque lo conoscevo per nome, ha delle qualità enormi sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista di rapidità. È stato un bel duello e penso di averlo retto alla grande, nonostante lui sia un grande giocatore, forse uno dei migliori di questa categoria.